Quindi domenica, che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre case, dal vostre cur e che resti. Alle lungut voi il Vangelo di Marco. In che volte, appena che Gesù è tornato a passare su che a tre rive, si è dato d'ogni attorno di lui una grande folle, e lui all'era sulla rive del mare. Alle capitato un dei sovrastants delle sinagoghe di non Jair, e appena che lo ha veduto, si è buttato davanti ai suoi piedi e lo pregava di cur dicendo: la me fruttute e per ultimis, ven e medlis man sorredie perché si salvi e vivi. Allora Gesù è là con lui e le vede ora una grande folle che lo stricciava di ogni bande. Una femmina, che erano 12 anni che perdeva sangue, appena che ha sentito favellare di Gesù, si è mettuta fra mies de folle e di dauria tocchiare la vieste. Difatti si era dite: so arriverai a tocchiai anche nome li sviestis o sarai salve. A colp la piardite dal suo sangue si è suiade e è assintuto in tal suo cuore che era state guarite dal mal. E anche Gesù si era inaccorgiuto a colp che una forza era jessude di lui. Voltansi verso la folle al domande: qui mi hai al tocchiadis li sviestis? I discepoli rispondi: tu viodis ben la folle che ti strisce di ogni bande e tu domandis qui mi hai al tocchiat. Ma lui al chialave a tor parviò di la femmine che aveva fatto quel tanto. Allora la femmina, spaurita e tutte tremando, perché sapeva che gli era capitato, si è buttata davanti ai suoi piedi e ha contato tutta la verità. E lui disse: fie, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sta sana dal tuo male. Gesù stava in chiamò fevelando, quando dei chiese dal suo restante sinagoga arriva qualchidun che dice: tua figlia è morta, perché l'ambicchi sto in chiamò il mestri. Ma Gesù, in tutto per combinazione il discorso che faceva in disse al suo restante sinagoga, non stava pure, cir dome di crodi. E non l'ha lasciato che ne sono i daur fur di Pieri, Giacomo e Giovanni. Arrivassi in chiesa dal suo restante sinagoga e alla sentito il dauei di che vaivano e si lamentavano a fuart. Allora lei è entrata e ora dite: perché faseso tan sunsure vaiso? La frutta non è morta, è duar. Allora ho cominciato a ridere. Ma lui dopo di veio parasfur duce l'ha chiappato con sé il pari de frutte, con la mari e i discepoli, e a lei è entrata là che era la frutta. Poi al chiappe la man de frutte e dice: talità, cumi, che voltata l'udì, frutte tal disio, ieve su. E a colp la frutta gli va de su e si è mettuta a camminare. E aveva di fatto 12 anni. E sono restati per grande maraviglia. Ma Gesù ha raccomandato con insistenza che non venisse nessuno a saperlo e ha ordinato che dessero algo di mangiare. E via le bonde. Io lo chiamo qui il Vangeli de confidenze. Ecco, perché di sì. Allora, ho veduto che arriva il sovrastante sinagoghe che al dis la me fruttute, ma c'è una fruttute, a 12 anni la frutta che tad lì e sposavano i frutti e gli frutti, la via. Quindi era sul momento di dare la vita, no? E invece era malade e rischiava di non dare in pratica. E di che altre bande ho vinto la femmina che è piart la vita, che è alle emorragie mensili. No? Allora, ho vinto una bande i 12 anni di frutta, di che altre bande i 12 anni di femmine che piart la vita, il sangue. Vedete, il 12 all'udì proprio del popolo di Israele che aveva 12 tribus, ma può importare il discorso che di noi, può importarlo tranquillo. Allora, non dà la vita, prove pense, ecco che di noi in Italia vince il 15% dei scopi che non arrivano a fare frutti proprio, no?
Di che altre bande hai una percentuale nevore più alte, lì si tratta di vite fisiche, ma una percentuale tanto più alte di genitori e di nonnos che non arrivano a passare che è la loro cultura, ecco, ai loro figli, perché ormai i figli e i negozi tirano su intanto la società, la televisione, ecco, e di modo che dà la vita veramente alle difficili un lavoro voi come voi. E tanti svolti proprio e si da ogni, magari lui e io, tutti due, con un chianuto o un chianuto paromp, e non si combina nulla. Proprio o vedin in Friuli, in Italia, in Europa, c'è molto che assistente a dare la vita. Di che altre bande a dis che femmine che piart vite, no? Mo? Quando piardino la vita no, provate a pensare. Quando no o si interessin di stupidaggini, e vite buttate via. Quando non vin il team dai rapporti umani, perché vin di cori. La vita no, o la din o le chiapin in dai rapporti umani, o stin piardin vite se piardin i rapporti umani. Di che altre bande, quando di fatto si dipende, met dipendenze che possei il vino, la droga, il fumo, alle butta via, piardi vite, oppure lavorare in funzione dei risultati, prove pense, no? Addirittura una femmina che viene chiappata a vorre a di firmare prima la lettera di licenziamento se resta incinta. Ma provate a pensare, e è questa la nostra società, che tal Vangeli è rappresentata di queste due femmine schi, perché è la femmina che dà la vita, e è che, e io vedo come c'è molto che il Signore si comporta ai loro riguardi. Allora, che chi ha detto, arriverai a toccare anche domani sviesti, sarai salve. Benedette. E a tante di che fede che mai, che femmine chi. Perché io e vorrei da la vita, ma viot che sta piardint vite invece di dale. E lo tocchie, qui mi hai al tocchiato, li sviestis. Io lo clamavi che il Vangeli proprio de confidenze, perché che femmine chi ha tante confidenze in tal Signore, sono arrivi a tocchiarlo che mi guaris. Ecco, che femmine chi in pratica e tutte spalancate a ricevi che è la forza del Signore e che facciamo una notte. Il Signore, ha lei al 100% viart dai nostri riguardi e no a seconde dalla percentuale così virgina a lui, ho la possibilità di poter farnos ciò che ho domandin. A dipendi no la sua opera, proprio perché o vedes la conclusione a lei, la tua fede ti ha salvato, non è che lui si vanta di vele guarite, ai fasi complimenti a ie che era plene di fede, spalancate, a ricevi ciò che lui poteva fare in ie. Facciamo un esame di coscienza, tanti svolti noi disin che lui non fa, ma si no in la misura di ciò che lui può fare. Ah no, in lui al dis, la tua fede ti ha salvato. Cioè vuol dire di ti ha salvato, non vuol dire come ti ha guarito, attenzione, perché la femmina che aveva le sue robe, se era impure, non avrebbe potuto tocchiarlo, e lui sarebbe diventato impure e si tocchiato, ma lui non crota le regole, al crota che il rapporto con lui al guarissa, tu capito? E di che altre bande, quando calvala dei frutti, che dicono che è morto, lui la chiappa per manchi a toccare un morto si diventava impurs, questi se erano gli slezzi, ma lui al brame di essi tocchiati di no e al brame di tocchiarsi, al brame di venire te comunione dentro di noi e terzo stimp al brame che non vedi un rapporto personale con lui che sostituisce tutte le regole di che smonto. Si capino? Va in pace e sta sana dal tuo mal. Non era come un mal fisico, era anche il mal des regulis de religione, per cui che lei era impure.
e per Signor vedeso, l'uomo può fare dei robis impuris, ma non è mai impur lui, perché al tradisce stesso quando fa queste robis lì. Allora, al vala de frutta o dicevi la chiappe peman, che anche chi al supera le regole di impurità e davanti ai suoi genitori e di stalità come. Mi pare che culto chiale gli ha comunicato la nuova vita. I genitori si hanno dato una vita che dura al massimo 100 anni, come io ti do un'altra vita. E io ti do con gli speraulis delenghe dai tuoi genitori. A me plastan che chi è sedin riportati gli speraulis che il Signore al doprave, che i genitori si dopravano, perché anche la lingua è una forma di confidenza, tal condividi la lingua. Su queste stazioni di Milano ho sentito a Fevelà Furlan che la diventa sicuro vostre così dal dito al fatto. Ecco, la lingua che condividude nos dà la confidenza, perché chiacchierà un'altra lingua, anche qui figli non le comunica a se stessa, vedo? Chiacchierà la propria lingua, la lingua nostra, ha un'intesa che funziona a tutti i livelli, non solo di chiave, ma anche di cura, tu capito? Se no si è fuori in chiesa. Bene, come invece tu dici la preghiera che riguarda il rapporto dal Signore con le femmine, come dicevi prima, che è la femmina che dà la vita a questo mondo, e è la creatura che Lui ha delegata a fare in davanti la storia intera. E di conseguenza ha un debole per le femmine e soprattutto i fa indul, anche le femmine non sono che fontane di vita per cui sono stati fatti. E allora prendo tutti insieme per le femmine proprio te voi. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, le femmine ti stanno tanta cura che per guarilis e risuscitalis tu sei slat anche quintri la legge. Perché proibive di tocchialis o di essi tocchiati di loro. Allora io ti prego per loro. Quanche le femmine ti cirin, perché urpar di dispiardi la vita e di morire dentro di sfinimento e disperazione, chiappili speman, fasili sieva su, lassiti tocchià, stagni il lor mal, tornante in pia in lor la speranza. Ma ti raccomandin soprattutto gli nostri giovani, perché loro non sanno c'è tanto che valin e rischiano di darsi via e buttarsi via per poche per noi. Fa capire che loro appartin e conservin vivi in che mondo la tua vita, non dome che dal cuore, ma soprattutto che de anime, e che tu non tu arrivi senza di loro a far su il toreante nostre storie e a conservare la fede des nostri fameis. Amen. Allora, ho concluso dicendo per nostri conto, tutti una Ave Maria per femminis. Anche lui è nato di una femmina. Buone domeniche e mandi.